l'avevo conosciuto in altre circostanze perché ero appassionato e lui ha fatto il presidente di basket, però devo dire che mi ha lasciato un testimone importante, un lavoro importante, sono orgoglioso di farlo, ma sono orgoglioso soprattutto di portare avanti il lavoro che aveva sognato lui. Nel ricordo di Enzo Cainero, il Friuli Venezia Giulia continua a viaggiare a braccetto con il Giro d'Italia che passerà nuovamente da queste parti con un fine settimana fatto di 2 tappe eterogenee, dalla pianura della Bassa fino alle salite della montagna, tappe buone per Jonathan Milan qualora sciolga le sue riserve sulla sua partecipazione e per De Marchi. Quest'anno siamo riusciti a ottenere, grazie al direttore Mauro Vegni di RCS e grazie naturalmente al presidente Massimiliano Fedriga, un weekend intero dedicato alla nostra regione, una prima giornata sabato 24 maggio con l'arrivo a Nova Gorizia, Gorizia, e la partenza da Treviso, quindi l'attraversamento di tutta la piana friulana e il giorno dopo la partenza da Fiume Veneto per poi andare verso Pordenone, verso la vicina regione e scalare il Monte Grappa. Quindi un weekend intero di ciclismo, un weekend intero di Giro d'Italia, quindi diciamo una tappa pianeggiante adatta soprattutto ai velocisti, mentre il giorno dopo la partenza da Fiume Veneto sarà sì pianeggiante per poi affrontare il Monte Grappa e sarà una tappa con più di 4.000 metri di dislivello. Tanti investimenti della regione e un lavoro assiduo per una gigantesca macchina organizzativa supervisionata e coordinata da Paolo Urbani che però porta in dote anche tanta visibilità, introiti e spinta forte sul turismo. Sì, investimenti importanti. Io ricordo che il Giro d'Italia porta più di 700 milioni di contatti e quindi è veramente una vetrina eccezionale. La Regione non ci ha mai fatto mancare in questi anni il proprio sostegno, quest'anno più di sempre abbiamo veramente ottenuto più di 10 milioni di asfaltature, di lavori programmati e quindi siamo in piena fase di lavoro e credo che però per il mese di maggio tutto sarà messo a punto come sempre.